Al centro Le Cave di San Giacomo di Veglia, sabato 18 giugno, dalle 9 alle 13, si sono tenuti i corsi di guida sicura per i motociclisti. Si è trattato di un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza Stradale della provincia di Treviso. È una giornata importante perché detta le regole fondamentali e comportamentali da parte del ciclista, soprattutto nell'approccio nella strada e soprattutto nel governare la motocicletta, che è un mezzo molto potente e quindi anche molto pericoloso se adoperato male. Andiamo a ringraziare la provincia di Treviso che ha voluto realizzare proprio a Vittorio Veneto questo magnifico impianto. Un incontro finalizzato a contrastare la velocità usata male e per sensibilizzare la sicurezza stradale, soprattutto quei motociclisti che nel periodo estivo stanziano il tratto stradale del Fadalto, uno dei più pericolosi dell'intera provincia di Treviso. Io mi confronto anche con altre realtà della zona del Bellunese, del Feltrina, dove ancora continuano gli incidenti stradali anche gravi. Lunedì mattina, se uno apre i giornali, sicuramente trova in altre parti anche della provincia di Treviso incidentalità continue da parte dei motociclisti, spesso con conseguenze molto gravi o anche mortali. Noi abbiamo il fiore all'occhiello che attraverso la pedissequa presenza nel fine settimana riusciamo a controllare bene questo fenomeno, quindi io sono molto fiducioso, certo una presenza importante che però anche, ripeto, grazie anche alla sensibilità del motociclista che ha capito insomma, che non è più terreno di scorribande, ma ci deve essere sicuramente una guida più attenta, più sicura, soprattutto nel loro interesse. Il corso, tenuto da istruttori altamente specializzati, era riservato ai maggiorenni. Prevedeva la partecipazione ad una prima parte teorica dove tramite alcuni video venivano spiegati importanti concetti sulla guida sicura in moto. Successivamente i corsisti hanno avuto modo di sperimentare la guida della propria moto quanto appreso nella parte teorica. Questa giornata ha una rilevanza fondamentale perché forse è la prima provincia con regione e con comune che si è mossa per organizzare questa che è una giornata direi straordinaria dedicata ai motociclisti, a quelli stanziali del Fadalto, quelli che amano la zona del Fadalto, che ci ritrovano nei punti strategici e a tutti i motociclisti perché ne abbiamo provvenuti anche da Vicenza, da Mestre e da Venezia. È una giornata fondamentale perché abbiamo messo insieme tecnica di guida, ma soprattutto abbiamo messo insieme i concetti di guida sicura, la difesa del motociclista che deve avere per strada perché lui rischia molto di suo. È stata quindi un'ottima opportunità, del tutto gratuita, per tutti i motociclisti, con l'obiettivo di migliorare le capacità di guida, la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Indubbiamente molto utile, a noi serve sempre un po' di prova in pista, sicuramente è una cosa da ripetere anche perché tante cose di cui hanno parlato, posizioni eccetera in moto non tutti le sanno e anche le reazioni che può avere la moto in base ai nostri comportamenti, molto utile, bisogna ringraziare chi ha pensato a fare questo evento.